Smantellata a Palma di Montechiaro un'importante piazza di spaccio che riforniva di droga alla stessa città del Gattopardo ed alcuni comuni limitrofi. L'attività illecita è stata documentata dagli agenti del commissariato di Palma di Montechiaro agli ordini del dirigente Tommaso Amato. Le indagini sono state condotte con pedinamenti e servizi di osservazione, ma anche con intercettazioni supportate da perquisizioni e video. Gli agenti avrebbero individuato il modus operandi degli spacciatori che per eludere i controlli avrebbero collocato la sostanza stupefacente all'esterno delle loro abitazioni. La droga veniva nascosta nelle cassette dei contatori dell'acqua o di gas. I soggetti fermati, per evitare di essere intercettati, avrebbero usato un linguaggio convenzionale come caffè o carne, ma riferendosi alla droga. Il provvedimento di cattura lo ha firmato il GIP del Tribunale di Agrigento Francesco Provenzano, accogliendo parzialmente la richiesta di misura cautelare avanzata dalla Procura della Repubblica di Agrigento nei confronti di 8 persone, quasi tutti di Palma di Montechiaro, accusate a vario titolo di traffico e spaccio di droga e furti. 4 persone di Palma di Montechiaro sono finite agli arresti domiciliari: Francesco Lomanto, 44 anni, Calmero Capizzi, 44 anni, Domenico Pace, 32. E Luigi Parolisi, napoletano di 32 anni, ma da tempo residente a Palermo, è già catturato dagli agenti locali in un'altra circostanza per poi ammanettarlo nuovamente nel corso del blitz Tiro Mancino, che di arresti ne fece registrare 26. Invece Nunzio Spina, 41 anni, è riuscito a sfuggire alla cattura e 3 invece rimangono a piede libero perché il GIP non ha accolto la richiesta di misura restrittiva. Non accolta la richiesta di misura cautelare per Angelo Cani, 46 anni, Calogero Allegro, 30 anni e Rosa Marino, 30 anni, moglie di Domenico Pace. Il personale del commissariato di Palma di Montechiaro, che ha fatto tesoro delle precedenti operazioni antidroga, numerosi degli episodi di cessione di droga sono stati accertati dai poliziotti, che hanno anche scoperto alcuni furti commessi di alcuni degli odierni indagati, ma su questo sta indagando la squadra mobile di Agrigento. I reati contestati sono furti, rapina e ricettazione. In questo caso ad essere individuata sarebbe stata la banda dei furti messa a segno nelle villette e abitazioni di San Leone, Agrigento, Siculiana, San Biagio Platani, Montallegro e Licata. 5 persone sono state bloccate e portate in questura nella città dei Templi. Per alcuni di loro almeno 3 persone sarebbero stati disposti dei fermi. Nell'inchiesta realizzata appunto dai poliziotti della squadra mobile, che sono coordinati dal commissario capo Giovanni Minardi, sarebbero coinvolte 4 persone di Palma di Montechiaro e una del Palermitano.